Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio per il campionato regionale di eccellenza, girone B, 29esima giornata, allo stadio comunale d'Agostin di Pieve di Soligo le telecamere di Veneto Globe e di streamingsport.it, capitanate da Vincenzo Russo, in cabina alla voce il sottoscritto, ovvero Mirko Villanova, con me in cabina di regia, in cabina stampa, anche lo speaker della giornata, che della giornata è sempre lui, speaker di casa, diciamo così, che tra poco sentiremo con le formazioni. Buongiorno anche al collega. Bene, siamo pronti per seguire l'ultima da casa d'Agostin di Pieve di Soligo, l'ultima interna per quanto riguarda la formazione di Massimo Malerba, a cui va un augurio particolare, un saluto particolare, l'abbiamo già sentito in settimana, ma è diventato papà di un maschietto, quindi sarà uno dei prossimi giocatori dell'Eclisse, perché è stato già tesserato, quindi molto bene. Scherzi a parte, naturalmente, benvenuto nella famiglia appunto di Pieve di Soligo. Tra poco le due formazioni, è una giornata che per quanto riguarda questa partita, se vogliamo dire, può anche valere poco per l'Eclisse, perché si trova a 39 punti, c'è la sicurezza, insomma siamo lì tranquilli, non ci dovrebbe essere nessun problema. Qualche problema in più sicuramente per gli ospiti, per la formazione della Godigese, che viene da un anno a dir poco turbolento, perché cambi di tecnico, la squadra è stata rinforzata, rinnovata con inserimenti e con addii anche da una parte e dall'altra, insomma è un'annata chiaramente che a Castello di Godego non si aspettavano e non volevano, chiaramente anche prima della partenza, insomma, di questo campionato sicuramente le aspettative erano altre. Purtroppo è un'annata che, come dico sempre, ci deve essere sempre purtroppo una che retrocede e una o più che retrocedono in un campionato, quindi è inutile fasciarsi la testa, come sta facendo il Vittorio Veneto, che ci sta provando ad uscire da questa situazione dove si è andata ad inguaiare quest'anno, però ci sono le voci che a Vittorio Veneto ci sia già la programmazione per il prossimo anno, quindi una che dovrebbe e potrebbe di nuovo riportare, poi se dovesse retrocedere, la formazione di Mauro Conte. Tra l'altro ho visto in tribuna anche il fratello Marco Conte, che è venuto ad osservare la sua ex squadra, l'Eclisse, non mi ricordo anche se fosse della Godigese. Quindi questo per quanto riguarda le novità di questa giornata che ci apprestiamo a trascorrere, ci apprestiamo a vivere, con un campionato che vede
la 29esima giornata con Eclisse Carini Pivigina Godigese, Giulia Sagittaria Borgo Valbelluna, Leo Derzo Giorgione, Vittorio Calcio Caerano, Marosticense Piovese, Arcella Porto Mansuè, San Donà United Borgorico e Cavarzano Belluno Dolo Pianiga. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi, con una classifica che vede il San Donà già vittorioso e già promosso in Serie D con 64 punti, Cavarzano Belluno a 55, United Borgorico Campetra a 48, Porto Mansuè a 46, Leo Derzo 44, Marosticense 43, Arcella Padova 42, Dolo 41 punto, Dolo a un punto, 39 l'Eclisse, 33 il Borgo Valbelluna, Godigese a 32 punti, Calcio Caerano a 30, 29 la Piovese, 28 il Giorgione, 26 la Giulia Sagittaria, 21 chiude il Vittorio Falmec. Una comunicazione di servizio per quanto riguarda il nostro Vincenzo Russo, c'è una finestra in sovraimpressione, mi dicono appunto dalla regia, quindi di controllare. Questa è la comunicazione di servizio, mentre è tutto pronto per quanto riguarda la gara che sta per prendere il via. Le formazioni: Godigese con Fantoni, Parise, Stevanin, Dona, Pellizzer, Baggio, Modesto, Sagrillo, Fantinato, Favero e Bertizzolo. In panchina con Lorenzati troviamo Gottin, Cattapan, Gava, Piovesan, Diomandè, Gibril e Bonaldi. Per quanto riguarda l'Eclisse: Spadetto, De Luca, Gasparini, Salamon, Dallagnol, Segat, Bressan, Cotali, Telesi, De Zotti e Tonon. Con Malerba in panchina, Falso, Mognon, Canato, che parte ancora dalla panchina. Anche per quanto riguarda questa gara mi dicono appunto che ha avuto qualche problemino fisico durante la settimana e quindi Malerba ha preferito farlo riposare almeno nei primi 45 minuti di gioco per poi chiaramente inserirlo in corsa come ha fatto nella partita di 7 giorni fa. Purtroppo il risultato poi non è stato favorevole alla formazione di casa, con Canato appunto partito dalla panchina. Attenzione adesso che viene dentro ancora la formazione di casa, è la prima azione che trova sviluppo sulla fascia sinistra del campo, ma viene bloccata sul nascere dalla difesa della formazione ospite, che adesso prova a rallentare il gioco, poi riparte immediato ma non trova varchi e quindi deve riportarsi dalla parte opposta del campo con il trovare Stevanin sulla fascia sinistra, che lancia in avanti, palla perduta da parte della Godigese, con Dallagnol che si affida a Spadetto pronto al rinvio. Mi pare che dovrebbe essere tutto sistemato anche per la nostra questione tecnica che ho segnalato in precedenza, e allora vediamo di commentare questa gara che, vi ripeto, si snoderà attenzione con De Zotti che ha tirato la maglia e poi la palla è rimasta al numero 5 Pellizzer, quindi l'arbitro non se l'è sentita di fischiare il fallo, ha lasciato correre. 1 minuto e 23 di gioco. Vi ricordo che Ianco non è in campo per motivi familiari, quindi anche per lui il nostro saluto, mentre Faraon e Cazzaro sono squalificati e quindi non fanno parte della rosa quest'oggi. 1,42 rimessa in gioco con le mani da parte della formazione di Castello di Godego, che prova a manovrare con l'espertissimo Baggio che mette dentro un pallone interessante, poi non trova il pallone Bertizzolo sul tentativo di tirare in porta al volo e allora Baggio decide di cambiare tutto dalla parte opposta. Stevanin prova a spingere sulla fascia sinistra del campo, il pallone gettato in avanti lo controlla molto bene Dallagnol, lo lascia sfilare sul fondo e allora non ci sono problemi per Spadetto che ritorna tra i pali. Ne parlavamo prima appunto qui in cabina di regia, diciamo che durante l'anno si è agito e si è andati su questo turnover tra i due portieri, Spadetto e Falso, che a mio giudizio sono
non parliamo da tifosi, parliamo di quello che abbiamo visto in giro per quanto riguarda i numeri 1 in questo girone B dell'eccellenza. Secondo me questi due portieri che ha schierato, che ha trovato appunto la formazione di Pieve di Soligo, sono forse quelli più interessanti e meritevoli anche di un ricordo e di un premio, il nostro galà appunto del calcio che si terrà il 15 giugno prossimo in quel di San Pietro di Feletto, con le premiazioni appunto delle varie squadre partecipanti al girone B dell'eccellenza. Intanto la partita si sta snodando lungo una serie di passaggi sbagliati da una parte e dall'altra, il tentativo di andare e di venire in avanti da parte del Castello di Godego, della Godigese. Tocca il pallone per il numero 7 Bressan, tutto ancora chiuso da una parte e dall'altra, e allora c'è Segat che sventaglia in avanti, ma non è bella, e non è bella nemmeno questo pallone dato con molta fatica in dietro al proprio compagno. Deve rincorrere Cotali a chiudere ogni varco. Eccolo Cotali che vuole ripartire dalla difesa. La sventagliata in avanti, forse da controllare la posizione, però il Guardialini non dice niente. Era buona l'azione da parte di Bressan, che è il primo a muoversi ed è il primo a guadagnare il calcio d'angolo per quanto riguarda la Pievigina. L'Eclisse 5 minuti di gioco con il numero 7 di casa che va al tiro, rimbalzo sul portiere e calcio d'angolo per quanto riguarda la compagine di Malerba. Sono in due come di consuetudine nello scambio. Sulla bandierina del calcio d'angolo De Zotti ed il numero 9 sulle spalle oggi Telesi. Nulla di fatto, palla che, attenzione, viene controllata con qualche difficoltà da parte della difesa della Godigese, poi in qualche modo arriva Fantoni a farla sua. Fantoni è anche un portiere 2001, mentre Gottin è un 2002, sono i due numeri 1 e i due portieri appunto della formazione del Polenta, con cambi anche sulla panchina. Adesso a dirigere c'è Lorenzatti, che è un po' il secondo della famiglia appunto. Si alza il braccio di Baggio, che chiamava e voleva il fuorigioco. L'arbitro ha lasciato correre, immagino, e il Guardialini non aveva alzato la bandierina. L'arbitro ha lasciato correre perché la palla era stata presa ugualmente dal portiere, da Fantoni della Godigese, quindi nessun problema. Cerca di manovrare Gasparini dalla parte opposta, ma non ha varchi e non ha spazi, e allora è costretto ad andare indietro su Spadetto, che poi sbaglia il rinvio con i piedi. E ancora una palla conquistata bravo, molto bene De Luca, che fa suo il pallone sulla linea. Volevano il fallo laterale quelli della Godigese, così non era. Adesso un'altra sventagliata. Si sta cercando di giocare con ampi cambi di campo da destra a sinistra e da sinistra a destra, per cercare di aprire le maglie della difesa della Godigese, dove Baggio sta facendo ottima guardia. A Baggio è l'esperienza, insomma, di questa squadra, l'esperienza totale. È un 1987 con trascorsi in altre squadre di valore maggiore. Viene in avanti la formazione di casa con il numero 7 Bressan, che cerca di andarsene alla marcatura del suo diretto avversario, non ci riesce. Non guadagna nulla, perché il rimbalzo è proprio su di lui, e quindi si rimetterà in gioco al quasi 8° minuto di gioco. Eccolo che scade ora, che scocca adesso il minuto 8, con il Sandonà che va sotto in casa dal Borgoricco, con il vantaggio quindi del Borgoricco su un Sandonà che immaginiamo abbia festeggiato per tutta la settimana, e quindi con una testa forse non sulla partita di oggi, anche se non si vuole mai dire così, però insomma poi succede l'inevitabile, insomma, che allenti un po' la morsa e quindi poi paghi. Però insomma non tiriamo
non facciamo previsioni quando manca tantissimo tempo al termine della gara, per l'appunto, come qui a Pieve di Soligo, dove la situazione è ancora bloccata sullo 0-0. Pronto al rinvio l'Agodigese, cerca la testa di Fantinato, altro esperto della squadra, altro 92, arrivato in corsa per cercare di dare una mano alla Godigese quando la situazione era un pochino precipitata alcuni mesi fa, insomma, una situazione abbastanza veramente brutta per la compagine di Castello di Godego. Arrivò appunto anche Fantinato, a cui si chiedono e si chiedevano dei gol importanti, delle azioni importanti, visto il suo trascorso piuttosto importante, piuttosto di categoria maggiore. Ancora in avanti l'Eclisse, che perde palla, e allora ne approfitta la coppia centrale della Godigese per manovrare il pallone con Pellizzer e Baggio, che poi vanno a trovare Parise per il numero 10 Favero, che cerca di girarsi ma viene anticipato dall'intervento difensivo di un giocatore dell'Eclisse, che poi va su Segat, che fa girare palla per Spadetto, che sventaglia piuttosto forte. De Luca non riesce a controllare, palla che scivola in fallo laterale. Può riprendere a giocare la formazione di Godego con questa bella azione sulla fascia sinistra del campo, che permette a Vanin di provare a mettere in area un bel traversone. Ci riesce anche, ma con troppa forza, tutto dalla parte opposta, quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco con le mani da parte di Gasparini. Cerca un compagno libero, lo trova in De Zotti, che viene a prendersi palla. Se vogliamo è un'Eclisse che sta giocando senza punte ufficiali, diciamo, perché né Ianco né Canato sono in campo, e diciamo che sulle spalle il numero 9 è sulle spalle di Telesi. Attenzione questa palla, vediamo, la mette fuori De Luca, però riprende a giocare ancora a memoria, magari avendoli davanti Canato, no? Pallone che arriva di rimbalzo quasi in tribuna, pallone appunto che arriva lì dove dovrebbe esserci Canato. Questa volta però Canato non c'è Telesi, che non riesce a far suo il pallone, quindi nulla di fatto. Pallone ancora giocato dalla Godigese, bravo Stevanin a far rimbalzare il pallone sul giocatore dell'Eclisse. Allora rimessa in gioco con le mani per la squadra in maglia blu, mentre arriva e ritorna in campo il pallone che era precedentemente arrivato in tribuna. Con le mani, rinvio lungo, arriva Cotali di testa e salta a vuoto Telesi. Cotali la riprende da dietro molto bene con il tentativo di De Zotti. Forse ha peccato un po' di altruismo, perché se lo lascia passare e va sul sinistro, forse poteva anche andare al tiro. Però De Zotti lo conosciamo, insomma, lui è anche bravo negli assist, quindi aveva tentato l'assist non riuscito, perché pallone un pochino difficile da giostrare e da far girare. Ed è proprio De Zotti che sta dicendo qualcosa a Bressan. Palla in avanti, Fantinato non la prende. Fantinato che va in pressing altissimo su Spadetto, rinvio lungo oltre la metà campo, c'è l'1-1 tra la Leo e il Giorgione per il momento. Partite da osservare, insomma. Leo, Giorgione, va giù ancora sul fondo, molto bello. È la seconda volta che dalla fascia sinistra del campo partono dei buoni cross, dei buoni cross tagliati in mezzo al campo, un pochino troppo lunghi, però qualche problemino lo sta creando al reparto difensivo dell'Eclisse, questa fascia sinistra del campo dove adesso sta manovrando Modesto.
un 2002 piuttosto interessante. Manovra ancora la formazione di Castello di Godego. Palla che va in fallo laterale, si dovrà riprendere a giocare con le mani. Condizioni meteorologiche direi ideali per giocare, perché prima c'era stata anche una leggera pioggerellina che aveva rinfrescato un po', come si suol dire, il bosco, in questo caso il terreno di gioco, però adesso si può giocare con massima tranquillità, anche perché nella giornata di ieri un bel caldo che aveva toccato anche punte di 24-25 gradi, oggi insomma si gioca in estrema tranquillità e si può insomma tranquillamente, attenzione, con Spadetto che si alza, poi ritorna tra i pali, va indietro De Luca per servirlo ancora, Spadetto allora va sulla fascia sinistra dove c'è Gasparini, qualche problema a venire fuori, Salamon, Luca va a servire ancora Spadetto, attenzione sulla fascia, è bloccato ancora una volta Bressan che non riesce ad andarsene e hanno difficoltà, l'Eclisse ha difficoltà e sta cercando di giocare proprio in questo modo, proprio per far aprire la Godigese, perché è tutta serrata, è tutta chiusa e quindi non ci sono varchi e deve provare a crearli. Bravo Cotali, De Zotti torna indietro, Cotali ancora, Cotali alza la testa, sventaglia per trovare Tonon, anticipato dal colpo di testa del suo diretto avversario, e c'è il secondo calcio d'angolo a 0 per quanto riguarda la formazione di casa. Dalla bandierina, solito movimento con due uomini, arriva De Zotti che secondo me lascerà il pallone. Vediamo se sarà lui a mettere dentro questa palla, trenino classico della formazione, no, era il compagno, bravo, in uscita Fantoni che fa sua la palla, poi si accovaccia a terra e la fa viaggiare sul suo compagno alla sinistra. Ancora la fascia sinistra del campo con Stevanin, Pellizzer, Baggio, Pellizzer che vuole far muovere i suoi, allora vede venire incontro Fantinato, marcato da Dell'Agnol. È un bel duello questo tra Dell'Agnol e Fantinato. Buona, non riesce a farla sua il difensore, era Segat dell'Eclisse sul numero 10 Favero, e concede una rimessa in gioco con le mani. Ancora un traversone che arriva dalle parti di Spadetto, che viene anticipato da un suo compagno di squadra nel rinvio fuori dall'area. Se ben ricordo, Baggio ha un rinvio con le mani piuttosto lungo, in effetti prende la rincorsa e la mette dentro, quasi un calcio d'angolo. Palla che poi esce, poi c'è il fallo, è stato bravo a mettersi lì con il corpo il giocatore dell'Eclisse, che ha subito una spinta da tergo, se n'è andato a terra e c'è stato il fischio dell'arbitro, che ricordiamo è il signor Filippo Tezza della sezione di Verona, coadiuvato da Rosiglioni della sezione di San Dona di Piave e da Massimo Mel della sezione di Conegliano. Ancora un fallo del signor Tezza di Verona per fermare il gioco, con un uomo dell'Eclisse a terra che si rialza senza problemi. 0-0 il risultato, con la Piovese che passa in vantaggio a Marostica sulla Marosticense per 1-0, e siamo quasi a 20 minuti di gioco qui al Comunale d'Agostin, 18:35 per la precisione, risultato di 0-0. De Zotti sul pallone,
sulla sinistra a fianco a lui Gasparini, che però mi pare non sia l'idea che ha De Zotti, che scodella in mezzo una palla, che prova il solito Dall'Agnol, che ormai ci ha abituato ai suoi colpi di testa e alle sue risoluzioni in area, insomma, se la cava molto bene. Questa volta però facile, non ci sono stati problemi per Fantoni a far sua la palla. E come potete vedere ancora con formazione di casa che attacca, che prova ad aprire i varchi, e invece Godigese che si difende. Sale la linea difensiva di casa con Fantoni che è costretto ad andare indietro per trovare un rinvio pulito, lo trova abbastanza bene con Bertizzolo che tiene palla, subisce anche il fallo 2 contro 1, in effetti l'arbitro era lì davanti ai 3 giocatori, l'ultimo fallo, l'ultimo tocco è stato di De Zotti che ha atterrato il giocatore della Godigese, quindi punizione per Baggio. Riccardo Baggio, classe 87, con la sua esperienza in questa società da molti anni. Attenzione, viene in avanti, Baggio che chiude, c'è l'aiuto del numero 11 Bertizzolo in fase di ripiegamento, deve salvarsi con una rimessa in gioco con le mani, ha salvato, non gli ha concesso il terzo calcio d'angolo, solo 2 per il momento, 2-0 per la compagine appunto di casa. Il conto dei calci d'angolo, prova a manovrare Cotali, ancora buona l'azione, poi ci incischia un po' troppo l'attacco di casa e palla persa con la formazione di Godego che cerca di trovare uno sbocco con questo rinvio lungo. È bravo Dall'Agnol ad andare di testa, perché l'avesse follata, come si suol dire, l'avesse sbagliata, era campo aperto per Fantinato. Così non è stato, perché arriva dalla parte destra del campo comunque una buona Godigese che prova a spingere. Attenzione al tiro, si alza di un soffio, però è la prima occasione che vede. Chi era? Il numero 8 mi pare, no? Il numero 10, sì, Favero quindi al 21esimo minuto di gioco va al tiro che termina alto sopra la traversa di Spadetto, nulla di fatto. È buona questa azione di ripartenza da parte dell'Eclisse, che poi spreca tutto con la palla che non arriva a compimento, e allora in avanti ancora Bressan che converge verso il centro, non ce la fa De Zotti a prendere questa palla, e allora arriva a sostegno Salamon, si alzano le braccia perché volevano una posizione di offside per quanto riguarda il giocatore dell'Eclisse. Si arrabbia la linea difensiva di Godego. Sinceramente siamo anche in una posizione dove non riusciamo a giudicare effettivamente, quindi solo con le immagini, ma potremmo rivedere se avevano ragione oppure no, però non è successo nulla, quindi è andata bene per quanto riguarda la Godigese, che si salva anche in questo frangente. Attenzione a questa palla gettata indietro, ci pensa Dall'Agnol ad appoggiarla direttamente su Spadetto, che con il suo piedone va a far viaggiare il pallone. Ancora palla conquistata all'altezza della metacampo da parte della Godigese. Bravo De Luca a mettersi in mezzo e a mettersi davanti a lui con tanta esperienza, nonostante la carta d'identità che recita 2006. Bravo Alberto De Luca, che con tanta esperienza e con buona risoluzione si è messo in mezzo, è stato spinto da Tergo, e quindi l'arbitro non ha potuto far altro che fischiare e dare il fallo alla formazione di casa. Adesso gli atleti ne approfittano, c'è uno stop momentaneo, velocissimo, ne approfittano per dissettarsi un po' da una parte e un po' dall'altra, segno che quello che ho detto prima, insomma, che fa freschino in campo, magari si sente un po' meno e quindi c'è bisogno di dissettarsi. Spadetto, rinvio lungo, abbondantemente oltre la metà campo, palla che viene controllata dalla difesa della Godigese, la tiene bene Modesto, che gira tutto sulla fascia destra del campo dove spinge Parise, anzi forse è Modesto, forse è Sagrillo,
con palla che viene ridata a Baggio sventagliata in avanti, buona per intenzione, alza infatti il pollice Sagrillo per dire che era ok, e in effetti lo confermiamo anche noi. Bel traversone, bella tagliata di campo da parte dell'esperto Baggio, palla però che non è arrivata dove magari voleva metterla. In fallo laterale il pallone ancora una volta sotto la tribuna. Dall'Agnol, Salamon, Dall'Agnol, De Luca, De Zotti. Una buona triangolazione con Salamon in mezzo al campo, sventagliata precisa, molto bene. Prova a manovrare ancora Cotali che taglia, anticipato. Salamon indietro per Segat che sbaglia di prima intenzione il pallone e l'appoggio. Altro pallone sbagliato, si arrabbia Malerba e ha ragione, perché stava per dire dove voleva che fosse indirizzata la palla, così non è stato, e allora si è arrabbiato un pochino, giustamente. Palla ancora in avanti con il tentativo di andare sul pallone di Pellicer, ostacolato dall'attaccante con maglia numero 9 sulle spalle, Nicolò Telesi, che aveva ostacolato un po' lo stacco di testa. Bene Donà che fa viaggiare, o quantomeno ci prova a far viaggiare, la fascia destra del campo. Nulla di fatto, perché arriva prima di tutti Spadetto a prendere il pallone. Salamon, Dall'Agnol e Spadetto ancora. 25 minuti di gioco con il risultato fermo sullo 0-0. L'Eclisse ha qualche difficoltà a sbloccare la partita, si difende con ordine, dobbiamo dire, la Godigese. Fallo, sì, fallo di Salamon che tocca duro Sagrillo, che va per le terre. Giacomo Sagrillo, classe 2005, la botta l'ha sentita, sì, sicuramente, stava meglio prima, però fortunatamente nulla di grave, perché arriva De Zotti, gli dà il 5 e lo aiuta a salirsi. Pellicer, Baggio, alza la testa, vede Fantinato partire, lo pesca con un delizioso pallonetto. Fantinato la tiene lì, attenzione perché è abile. Il tiro di Sagrillo ancora, ed è un 26esimo. Ha tentato un tiro strano perché ha voluto tenerla bassa, giustamente, tiro che va fuori della portata delle manone di Spadetto. Nulla di fatto, ancora un tentativo di smuovere la partita da parte questa volta della Godigese. Bravo, tiene palla, poi ha sbagliato Bressan. È un Bressan che non è ancora entrato in partita bene. Sembrava, ha iniziato così, poi aveva trovato forse la posizione giusta, adesso ancora un po' in difficoltà, mentre c'è il Sandonà che va sotto per 2-0 con Meite del Borgoricco, che affonda, quindi come dicevamo prima, insomma, Sandonà reduce dai festeggiamenti settimanali. Palla di Bressan, lo avevamo invitato a muoversi un pochino, lo ha fatto, però l'ultimo tocco non è stato preciso, quindi nulla di fatto per quanto riguarda il giocatore appunto dell'Eclisse, che è un giocatore che, quanto attenzione, De Luca che scivola a terra, l'aveva toccata con la mano, giustamente dice Fantinato, però c'era stato anche il fallo forse subito e quindi ha lasciato correre l'arbitro. Altro arbitro che mi piace, come quello che abbiamo visto domenica scorsa, che lasciava giocare e quindi poche interruzioni. Era buono quella finta di Telesi su De Zotti, però lì non c'era De Zotti, che non è abituato a giocare alto così, quindi scuse che ci stanno tutte per lui. De Luca ancora, attenzione, può girarla dalla parte di Gasparini, che mette palla a terra, prova a puntare, arriva De Luca a dargli una mano.
E De Luca era Salamon, non De Luca, scusami. Stavo per dire appunto che è entrato in questa squadra in punta di piedi, però piano piano ha preso, vedete, anche adesso è un ruolo importante quello che Malerba gli ha affidato, quello davanti alla difesa, insomma, dove è sempre bello e brutto giocarsi, perché il bello è se lo sai fare, il brutto è se sei in difficoltà, lasci spazi aperti dove si possono buttare gli attaccanti ospiti, però sta entrando nella mentalità e forse nelle intenzioni, nella modalità di gioco appunto che gli ha inculcato Malerba, e diciamo che di partita in partita lo vedo crescere molto bene, quindi è stato un buon acquisto questo su Luca Salamon. Può giocare ancora la formazione di casa con palla persa da parte di Bressan, che invece oggi si sta schiantando contro la difesa piazzata con lui qui sotto la tribuna. Attenzione, segati indietro per Spadetto, il rinvio di piede, poi trova ancora palla la formazione ospite, manovra, Gasparini si salva mettendo in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, arriva l'esperto di turno che però non butta il lungo, ed è Baggio, che serve il numero 11 Bertizzolo, che cerca di girarsi e guadagna il primo calcio d'angolo. Allora c'è il primo calcio d'angolo anche per la formazione, mentre il San Donà prova a svegliarsi con il suo bomber, con De Stefani, che su calcio di rigore porta il risultato per il momento sull'1-2, 1 San Donà, 2 Borgorico. Calcio d'angolo invece qui al D'Agostin di Pieve di Soligo per quanto riguarda la formazione della Godigese, sempre sullo 0-0, palla sul secondo palo, il colpo di testa del numero 3 Stevanin, che ha fatto gridare al sottoscritto e a mezza tribuna il gol, perché è andato con un colpo di testa di Stevanin appunto vicinissimo a bucare Spadetto. Occasionissima questo per quanto riguarda la compagine ospite. Deve stare attenta la formazione dell'Eclisse, perché sta spingendo parecchio, si sta prodigando molto in fase offensiva, e quindi è logico che poi qualche problemino, attenzione, esce il portiere, non so, c'è il pubblico che protesta, non so se sia quello di casa o quello ospite, però insomma è un intervento di Fantoni un pochino rischioso sull'attaccante dell'Eclisse. Palla lontana, sì, però palla, non lo so, vabbè, comunque ne abbiamo viste tante degli arbitri che hanno dato calci di rigore anche per molto meno, quindi comunque è andata bene. Viene in avanti ancora la formazione di Castello di Godego, c'è il Vittorio in vantaggio con il Caerano, e se ti chiedo chi ha segnato, tu cosa mi dici? Cociu. E Cociu ha segnato ancora una volta, da quando se n'è andato da qui Cociu deve aver segnato 5 o 6 gol, una cosa del genere. Quindi noi molte volte dicevamo che avrebbe dovuto giocare forse un attimino di più, e che i gol li sapeva anche fare. A Vittorio li sta facendo, e sta dando una bella mano a Mauro Conte nel tentativo. Insomma, anche questo Vittorio Veneto Caerano è un match oggi da paura per quanto riguarda la retrocessione, perché il Caerano è a 30 punti, non può permettersi di perdere ulteriori punti per strada. Il Vittorio ne ha 21, ok, il Vittorio sta facendo la sua partita per cercare altri 3 punti che la avvicinerebbero alla Giulia Sagittaria dovesse perdere quest'oggi, quindi attenzione a questa gara molto molto interessante. Viene in avanti intanto la formazione di casa con questa palla messa dentro, il tentativo Cotali. Cotali che ha provato al 33esimo minuto di gioco un tiro che incoccia la difesa e va in calcio d'angolo dopo una bella azione della compagine di casa.
Cavarzano 2-0 sulla Pianiga, sul Dolo intanto. Anche il Porto Mansuè. 2 uomini sempre sulla bandierina. L'arbitro ferma tutto. C'è un po' di confusione in area con il trenino voluto dalla compagine di casa, con Baggio che sta parlando con l'arbitro perché si è avvicinato. Non ha ammonito, vero? No, non ha ammonito, ne ha parlato soltanto verbalmente con Gasparini e con Baggio. Tocco di palla di De Zotti per Telesi, di esterno Telesi la mette dentro Cotali ed era tutto buono, tutto bello, l'intenzione c'era, è uscito un tiraccio per De Zotti, ma a lui glielo perdoniamo perché insomma lui i piedi ce li ha, lì è balzato male, è sbalzato e rimbalzato il pallone, quindi non è riuscito a trattenerlo e non è riuscito ad indirizzarlo nel miglior modo possibile, quindi nulla di fatto ancora qui al 34esimo minuto di gioco sul risultato di 0-0 a Pieve di Soligo, dove le due compagini, quella di casa e la Godigese, si stanno dando battaglia, tra virgolette sempre, per cercare punti importanti per l'una e per l'altra squadra. Buono l'intervento di Baggio ancora, che nonostante la carta d'identità parli chiaro, sembra ancora un ragazzino. Può girare palla Donà, in avanti tutto Donà. Donà è un altro giocatore, un 2003 che ricordo di aver visto anche negli anni passati e non dico che sia un pochino perso, però è un giocatore che è molto interessante per quanto riguarda la sua posizione, anche lui più o meno gioca davanti alla difesa o poco dietro ed è attenzione con questo errore da parte, poi è bravo Segatta a fermare il pallone che stava indirizzandosi verso Fantinato che era da solo, completamente da solo. Altra occasione ghiotta per quanto riguarda la formazione ospite che adesso ha preso coraggio e sta forse pagando un pochino lo scotto di aver giocato a 1000 la formazione di casa e adesso sta uscendo il Godigese. In avanti ancora, blocca tutto De Zotti sullo stretto, forse poteva metterla giù meglio questa palla e andarsene da solo, ha voluto tentare lo scambio, è riuscito lo scambio, attenzione ad Allagnol, poi De Luca, attaccano, la Godigese attacca 1-2, esce molto bene, sgambetto e qui ci sta il cartellino secondo me, sì, eccolo qua, cartellino per Sagrillo, è andato a cercarselo, bravo però De Luca perché con personalità è uscito dall'area, ha portato palla, si è fatto, per modo di dire, si è fatto atterrare, guadagnando una punizione importante. Scrive l'arbitro, mette in tasca il cartellino il signor Filippo Tezza della sezione di Verona. Interessante la sua guida della partita fino a questo momento, non ci sono stati problemi. Sandonà che pareggia intanto, tanto per far capire che insomma la vincitrice del campionato è il Sandonà, sono loro, ed è Abčka che va sul 2-2. Dall'Agnol, attenzione, bravo Salamon, buona questa palla, De Zotti, poi arriva, si allunga, fallo, se l'era allungata Bressan, poi è stato bravo a voler andare a riprendersi la palla e ha trovato le gambe di Riccardo Modesto che l'hanno atterrato, quindi c'è la rimessa, c'è la battuta di De Zotti che dà un'occhiata da piegato alla posizione dei suoi, poi allarga le braccia e dice eravate qui davanti, non ho potuto battere, però è con tanta esperienza insomma di De Zotti che adesso ha fatto allontanare tutti. De Zotti sul pallone, poco distante c'è Salamon, poi più avanti c'è Bressan, ma penso che taglierà in mezzo, però è troppo corto, nulla di fatto. Ancora la palla guadagnata da Cotali.
Anche Cotali, devo dire che ha avuto un campionato in crescendo, è arrivato e non mi era piaciuto sinceramente, l'avevo anche detto, insomma, lo conoscevo con un altro spirito, ci è voluto un pochino perché entrasse negli schemi e nei modi di giocare appunto di Malerba, però adesso insomma fa parte, è parte integrante di questa bella squadra. Con un pallone che viene messo in mezzo, mamma mia, Fantoni ha dato l'illusione di poterci arrivare su questa palla. Bressan non ci ha creduto più di tanto, poi se l'è ritrovata lì e ha fatto quello che poteva, gli ha sparato contro oppure su un difensore e ha guadagnato il terzo calcio d'angolo per la formazione in maglia rossa, la formazione di casa. 39 e 15 giocati al D'Agostin di Pieve di Soligo. De Zotti la mette sul secondo palo, ancora Fantoni che smanaccia ancora con una mano. E qui forse ha subito fallo oppure no? Vediamo cosa dà l'arbitro, che ho visto che segnalava una posizione, vediamo se invece è la rimessa normale. Però Fantoni deve stare attento su queste uscite, perché in uscita lì o la prendi o smanacci veramente forte e la metti fuori da ogni pericolo, altrimenti sono rischi per la difesa e per la tua squadra. Lancio lungo di Fantoni, ben oltre la metà campo, ne approfitta Segata ad uscire vincente di testa, ancora Segate, 2 su 2. De Zotti la mette a terra, bravo Cotali, di prima intenzione, una sventagliata molto bella su Telesi mi pare, sul numero 11, su Tonon che aveva visto arrivare Salamon, era buona l'intenzione, però la palla non altrettanto ben indirizzata e allora nulla di fatto, con palla buttata via, allarga le mani e allarga le braccia Malerba per chiedere magari forse un pochino più di calma e di tranquillità in queste giocate, però buona insomma l'intenzione della formazione di casa. Attenzione con Telesi che cerca di giocarla, la mette a terra, poi in qualche maniera Salamon, pur di non perdere il pallone, lo va a rischiare con un passaggio, con una mezza rovesciata indietro che ci ha lasciato un po' stupiti, però insomma è andata bene. Palla che viene rigiocata con le mani dalla formazione di casa, 41 al Crono Quartz, e allora 4 minuti per andare al 45esimo, vedremo se ci sarà qualcosa da recuperare, anche se mi pare che non ci siano state stop, non ci siano stati blocchi di gioco, l'arbitro ha lasciato correre fin quando poteva, quindi se darà e se concederà un recupero sarà minimissimo di un minuto, a meno che non succeda qualcosa adesso. Pellizer allarga le braccia pure lui perché non vede il movimento dei suoi attaccanti. Fanti invece è lì pronto, da vecchio bomber si fa vedere, va a prendersi il pallone, si gira, converge verso il centro, poi tutto di nuovo ancora sulla fascia sinistra del campo. L'idea c'era, però Stefanin è stato colto un po' di sorpresa e la palla non è arrivata. Si arrabbia Fantinato in mezzo all'area che dice ai suoi: alla palla bisogna che arrivi lei in mezzo se volete che qualche volta ci proviamo. E non c'ha tutti i torti. Spadetto è pronto al rinvio, anche in questo caso con un'occhiata dalla nostra postazione, dalla nostra cabina, possiamo vedere le linee difensive e centrocampo messe molto bene da parte di Lorenzatti, il tecnico della Godigese, che per il momento ha sofferto, sì, però nemmeno poi tanto, insomma, diciamo che l'Eclisse ha mantenuto il bandolo della matassa, ha tenuto il possesso di palla, però un po' sterile, diciamo, perché le occasioni forse più ghiotte le ha avute, se vogliamo, la formazione ospite. Attenzione alla ripartenza, bisogna fare attenzione a Favero che sta arrivando come un razzo, ma poi viene anticipato e viene servito Spadetto in dietro, Spadetto che sventaglia in avanti, buono per Telesi, anzi per Tonon, che non riesce a conquistare il pallone. Tonon è un altro dei giovani, della pattuglia dei giovani dell'Eclisse, è un 2007.
E secondo me nel secondo tempo sarà lui forse a lasciare il campo per Canato, se deciderà appunto Malerba di inserirlo, cosa che pensiamo ovvia. Bravo, bravo Dall'Agnol, altro buon acquisto, altro buon arrivo in casa Eclisse. Attenzione, viene in avanti, bene, subisce il fallo Pellicer. Non c'è l'ammonizione, è andata bene a Pellicer. Se egoisticamente dico che se avesse servito forse sulla sua sinistra l'uomo che stava accompagnandolo, forse saremmo arrivati in porta. Però insomma adesso questa è la mattonella di De Zotti, e allora, e lo sa anche lui. Intanto c'è Dall'Agnol che sta dando ripetizione giù in fondo al giocatore che ha portato palla, immagino, perché stava parlando, stava indicandogli. Intanto De Zotti ha avuto tutto il tempo per posizionare la palla sulla sua mattonella. Il portiere Fantoni probabilmente lo conosce perché gli ha piazzato una barriera piuttosto alta, 4 in barriera più 2 davanti della formazione di casa. È buona! È buona! È buona questa palombella al 44esimo, punizione, ormai lo conosco. È una punizione, ormai lo conosco, la mattonella è quella, insomma, da una parte e dall'altra, non c'è niente da fare, anche se gli ha piazzato una barriera alta, perché c'era anche Baggio che è molto alto in barriera che nulla ha potuto su questa palombella che si è infilata all'angolo destro della porta difesa da Fantoni. Nulla di fatto, e proprio arriva in finale il gol, quindi 45esimo e 22 secondi, l'arbitro dice che può bastare così, 1-0, trovato il gol con una punizione pennellata di De Zotti, 1-0 per la compagine di casa, si va al riposo, lì nella regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eccoci ricollegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo proprio nel momento in cui le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo per disputare il secondo tempo, un secondo tempo che vediamo per il momento non c'è. Ah, che bella questo siparietto con Cotali che va a dare. La Giulia, ci mancava il risultato della Giulia contro il Borgo Valbelluna, c'è la Giulia in vantaggio per 1-0 sul Borgo Valbelluna. Siparietto, vi dicevo, con Cotali che è andato a consegnare il pallone a due ragazzini che stavano giocando, e il pallone che era terminato sulla pista che attorna naturalmente il terreno di gioco. Mi pare che cambi non ce ne siano, almeno per quanto riguarda la formazione di casa. Confermato l'11 di Malerba, Spadetto, De Luca, Gasparini, Salamon, Dall'Agnol, Segat, Bressan, Cotali, Telesi, De Zotti e Tonon. Idem mi pare che non cambia nulla Lorenzatti, quindi mi riprendo la penna per il momento. Noi ci stiamo dividendo una penna che mancava quest'oggi all'appello. Sì, non c'è nessun cambio nemmeno nella Godigese, che torna in campo con Fantoni, Parise e Stevanin, Donà, Pellizzer, Baggio, Modesto, Sagrillo, Fantinato, Favero e Bertizzolo. Tutto da vedere questo secondo tempo, un secondo tempo che chiaramente vedrà
formazione di casa, non dico barricarsi perché guai a farlo, però insomma cercherà magari di allungare, di segnare il raddoppio, ma attenzione alla Godigese perché per lei diventa fondamentale insomma andare a cercare di far risultato, di portarsi a casa qualche punticino per la sua classifica che è piuttosto carente. 32 punti per la Godigese, 39 per quanto riguarda la formazione di casa. Adesso in attacco la Godigese, i primi secondi di questo secondo tempo che vede manovrare appunto la formazione di Lorenzati con palla che va a viaggiare verso Donà che la scaraventa in mezzo ed è il tiro interessante sempre di Sagrillo. Sì, gran parata di Spadetto su tiro di Sagrillo. È partito a sprombattuto la Godigese, primo terrore di Bella, peccato per questo taglio di campo molto interessante di Telesi che però trova rimasto a terra intanto un giocatore della formazione di casa ed è Cotali mi pare. Cotali, giusto? Gasparini con il 3, sì. Gasparini però è un duro e quindi contiamo che botta presa, però insomma non può mollare così, conoscendolo. Non richiede nemmeno l'entrata in campo del massaggiatore, quindi tra poco lo vedremo rialzarsi. Eccolo là, bene. Allora, palla che era stata bloccata e fermata dall'intervento dell'arbitro, mentre le panchine vanno e cominciano il riscaldamento. L'arbitro che scodella palla dice al fisioterapista appunto dell'Eclisse che non serve la sua entrata in campo. In effetti Gasparini è in piedi, un po' dolorante a dire il vero, però è nella sua posizione. In avanti ancora la Godigese che ha iniziato questo secondo tempo a sprombattuto chiaramente, come vi dicevo in precedenza. Può manovrare palla ancora con attenzione Donà che retrocesso un po' Donà sulla linea difensiva, ne approfitta Pellizer per andare in avanti, vuole trovare il tentativo di ripartenza di De Zotti è un pochino troppo lungo, si arrabbia Malerba perché non voleva l'uscita mi pare dei due centrocampisti in mezzo, li voleva fermati lì, in effetti li ha fatti ritornare indietro. Fantoni è pronto al rinvio, scivola, va a terra, però palla che viene conquistata ancora dalla difesa di casa. Adesso Malerba vuole la linea difensiva un pochino più alta, quasi sulla linea di metà campo, fallo di De Luca, fallo del numero 4 Salamon che l'arbitro non ha visto, adesso ferma il gioco, può giocare, lascia andare bene con Bertizzolo che va sulla fascia destra del campo ancora a servire il numero 2 Parise, poi c'è il fallo. Cosa volevano? Che era dentro forse, ma c'è il numero 10 Favero che si è messo le mani sui capelli per la posizione fischiata dall'arbitro sul fallo a Bertizzolo che si è già rialzato. Diciamo che punizione abbastanza in posizione pericolosa e quindi deve stare attento Spadetto, deve piazzare una bella barriera. 4 uomini vanno a prepararsi, vanno a mettersi sul primo palo, mi pare De Zotti, anzi forse il numero 7 Bressan, sì, Bressan, 4 uomini in barriera chiesti da Spadetto. Attenzione, vediamo che cosa proverà il numero 3 Stevanin, sembra lui l'incaricato, è così ed eccolo là. E l'aveva piazzata non bene, Allora Stevanin al 4° minuto pareggia i conti. Stevanin, punizione, stessa identica cosa di prima.
Gol del Gorizia, segnato con il numero 3, Stevanin. E allora Stevanin riporta tutto in parità qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Stessa modalità, punizione al 44esimo per De Zotti e gol, punizione al 4° minuto di gioco del secondo tempo di Stevanin, punizione e gol. Quindi 1-1, cambia veramente nulla, tutto uguale per il momento. E dobbiamo dire che sono stati 4 minuti veramente di fuoco da parte della formazione di Godego. Attenzione, viene in avanti ancora, c'è il calcio d'angolo, è il quarto calcio d'angolo per la compagine di Casa, che guadagna un calcio d'angolo. Ci sono sul pallone, sulla bandierina, Telesi e De Zotti, solito schema, solito trenino in mezzo all'area con un uomo più avanzato vicino al portiere, che adesso si sta spostando, anche perché viene spostato da Bertizzolo con il corpo, e allora vediamo che mette dentro questa palla più sul secondo palo. Il tentativo di andare in deviazione da parte di Telesi non riesce, e palla che termina fuori. L'ultimo tocco l'ha fatto Telesi, il suo tiro quindi è stato indirizzato sul fondo del campo. Baggio, colpo di testa di Bertizzolo cercando di spizzare, di far correre la palla, non riesce, palla in fallo laterale, la conquista la formazione di Casa con le mani ancora a spingere in avanti. Adesso bisogna rigettarsi in avanti per trovare il vantaggio. Palla lunga rinviata, attenzione a Fantinato che arriva come un fulmine. Fantinato la prende questa palla, anche se era di primo acchito era a vantaggio del difensore dell'Eclisse, però l'esperienza di Fantinato ha fatto sì, attenzione, ha fatto sì che Fantinato potesse riprendersi la palla e creare qualche problema ancora. È un'altra Godigese questa che stiamo vedendo nel secondo tempo. Toccato duro Donà, che va zoppicando fuori dal campo, poi mi pare che possa rientrare, sì, soltanto un pestone pensiamo, quindi rimessa in gioco con le mani da parte della formazione di Casa, che deve provarci, deve tentare. De Zotti si gira bene e allora pesca Gasparini qui sulla fascia sinistra del campo, lo invita al passaggio sulla fascia, lo aveva chiamato Tonon, Gasparini non ci ha creduto e allora è andato dall'altra parte. Attenzione con Spadetto, lungo rinvio oltre la metà campo, però quasi si ostacolano in due di testa i difensori della Godigese, palla che adesso scotta con pallone riconquistato ancora via. È un momento un po' particolare della gara. Allora in 4 minuti la Godigese ha riportato in parità le sorti, sta ancora andando con l'euforia del gol e quindi la voglia di fare qualche cosina in più. Di questa cosa deve approfittarne la formazione di Casa. Il colpo di testa buono a sfiorare, peccato che non arrivi dove voleva indirizzarlo. Attenzione Segat, attenzione Spadetto, stai lì. Spadetto ci dimostra che sa fare anche il dribbling. A me vengono i brividi ogni volta che vedo un portiere fare di queste cose. Telesi, bravo, nonostante le proteste non c'è fallo, è fuori posizione Baggio, attenzione perché non c'è Baggio dietro ed è una pesantissima, però si salva ancora la formazione della Godigese. Era stato Telesi? Questo. Sì, di Telesi, di Tonon. Quindi Tonon ancora, attenzione, viene in avanti ed è il gol per quanto riguarda la formazione di Casa, che ritorna in vantaggio con il numero 7 mi pare, Bressan.
E allora Bressan, che lo abbiamo scosso in precedenza durante il primo tempo perché avevamo detto che non era entrato in partita, adesso entra prepotentemente in gara, parte dalla fascia destra, si converge e poi lascia partire un tiro che infila il portiere Fantoni, e così la formazione di casa ritorna in vantaggio per quanto riguarda la compagine di Pieve di Soligo. 2-1 qui al Comunale d'Agostin, con Bressan al 10° minuto di gioco, quindi rimesse le cose nell'ordine giusto, diciamo, di come ci eravamo lasciati nel primo tempo, con il vantaggio della formazione di casa. Poi ripeto, 4 minuti molto belli, molto duri, giocati bene dalla Godigese. Attenzione ancora la Godigese in avanti con Gasparini che deve spezzare il gioco e fa bene ad allontanare palla che viene perduta in mezzo alle case dalla parte opposta, però insomma ottimo. C'è il secondo calcio d'angolo per quanto riguarda la formazione della Godigese, che va alla battuta, però deve stare anche attento perché tiene alto la linea. Malerba ha detto ai suoi di stare davanti, sono in 3 pronti ad approfittarne, però la palla non arriva lì. Bezzotti che fa sportellate con il suo diretto avversario, mette a terra questa palla molto bene. È ancora un calcio d'angolo, è il terzo calcio d'angolo per la compagine della Godigese, che non ci sta a questo svantaggio per il momento. Ci sarà anche il primo cambio, immagino, per la formazione di casa. Intanto la palla termina lunghissima dalla parte opposta, vediamo se il DS Casagrande effettua il cambio. Sì, lo ha visto non il guardialine ma lo ha visto l'arbitro, e allora vediamo al minuto 11° c'è il primo cambio della partita. 2-14, quindi fuori De Luca. Esce De Luca. E allora entra Davide Fogliano, anche lui un giovane di belle speranze, 2006, che mi pare stia facendo bene con la Juniores, no? E allora adesso con le mani pronto il rinvio, primo cambio effettuato dalla formazione di casa. Adesso vediamo se Lorenzatti intenderà contrapporsi e controbattere come in una partita di scacchi o di dama, insomma, al cambio effettuato, mentre l'arbitro ne approfitta verbalmente a rimproverare Francesco Donà per questo intervento, per queste proteste che aveva fatto. Palla lunga ancora su De Zotti che cerca di tenere, se passa questa palla Luca Salamon la imbucava. Adesso si sta un po' incattivendo la partita, è chiaro. C'era altro fallo forse, vediamo, sì, fallo perché il numero 7, ovvero Riccardo Modesto, aveva travolto di testa il difensore della compagine di casa e quindi lo aveva gettato a terra. Pronti a battere questa punizione, vediamo con Cotali che sventaglia tutto, però sulla traiettoria c'è il numero 2 Parise che di testa appoggia direttamente a Thomas Fantoni, il portiere della Godigese, che fa viaggiare Pellizzer alza la testa, vede la posizione dei suoi. Donà che di prima intenzione va a rimettere questa palla, attenzione, rischia parecchio, ma la palla arriva a Baggio che allora si invola. Il tocco non è precisissimo, però arriva ugualmente su Parise, colpo di testa. Attenzione perché Baggio è rimasto fuori dalla sua posizione, e quando Baggio lascia la sua
posizione, attenzione, bravo, la sua posizione in mezzo all'area di rigore, poi diventano problemi per la Godigese. Ritorna speditamente Baggio a far coppia centrale con Pellizzer, tutto sistemato, e allora pronto il rinvio di Spadetto ancora, ed è proprio lo stesso Baggio che va a cercare l'anticipo su 2 uomini. Manda a quel paese l'arbitro perché secondo lui aveva subito il fallo, e forse c'era anche, qui c'è il fallo invece del numero 14. Riparte lungo ancora, da una parte all'altra mette giù, ma il campo finisce, ragazzo mio. Ha fatto una bellissima cosa Modesto, perché è andato a stoppare al volo, uno stop a seguire, molto bello, stilisticamente ben effettuato, però poi non si è accorto, oppure preso dall'euforia e dalla voglia di macinare campo, non si è accorto che il campo era finito e quindi non è riuscito a mettere in mezzo questo pallone. Peccato per lui e peccato naturalmente per gli avanti della Godigese. Spadetto, rinvio oltre la metà campo, guardate le maglie, guardate la lotta tra Baggio ed il numero 9 Telesi. Rimangono a terra 2 giocatori e c'è ammonito Donà. Era da un po' che se lo cercava Donà, 2 uomini a terra, Cotali e quello che si rotola Salamon, forse il 4, sì, dovrebbe essere lui. Ancora a terra, vediamo se ci sarà l'entrata del fisioterapista, del massaggiatore, che oggi non ha fatto nulla, oggi stipendio congelato. Speriamo non mi senta. No, allora lo stipendio lo prende perché entra. Leo Oderzo Giorgione 3-1 per la Leo. Per quanto riguarda la situazione si alza, si è rialzato, almeno è seduto, nessun problema per il giocatore, un colpo al polpaccio, mi pare la caviglia. Siamo a 16 minuti di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Nel secondo tempo deve uscire o no? Perché? Perché non deve uscire il giocatore? Vabbè, prendiamolo per buono. In deroga anche lui, bene. Ormai siamo abituati con le deroghe, quindi. Palla che va in fallo laterale. La tiene, bravo, bravo a farla viaggiare, anche bravissimo andare in scivolata dall'Agnol, che non si fa pregare. Questi sono i suoi interventi. Perfetto comunque. Ancora Parise con le mani per spingere avanti i suoi sul 2-1 per la formazione di casa. C'è la Godigese che prova a ribadire che non ci sta alla sconfitta. Palla che termina fuori però, e allora può con calma e tranquillità arrivare alla rimessa in gioco Gasparini con le mani. Eccolo, si prende tutto il tempo immaginabile e possibile. Ancora lotta tra Telesi e Baggio che se ne va, lascia stare, palla ancora su Baggio, si gioca con un rischio sullo stretto, è rimasto a terra Telesi che allarga le braccia, voleva il fallo, poi si accorge che insomma è passato un po' di tempo e quindi si può giocare. Ancora la linea 4 della Godigese che manovra dalle retrovie. Mamma mia, Donà stava per permettere a De Zotti di intervenire in questa palla. Donà che la prolunga lungo, la conquista, è una bella azione questa. C'è il fallo, sì, ha ragione. Sì, perché lo ha fermato e lo ha ostacolato Cotali. Lo ha fermato proprio, bloccato proprio. Lui stava andando a ricevere, Fantinato stava andando a ricevere il futuro passaggio, è stato bloccato lì, segato a terra, non segato ma mi pare spintonato con la spalla, e quindi proprio bloccato l'uomo. Non poteva non concedere il giallo a Marco Cotali, che ne avrebbe fatto a meno sicuramente. Però adesso c'è punizione un pochino più distante da dove sono arrivati i 2 gol della partita,
e vediamo che cosa succede, vediamo cosa intende fare con questa palla la Godigese. 5-10, insomma c'è un groviglio di uomini in mezzo all'area, brutta palla di Parise che la scodella per Spadetto, che ringrazia, e pronto al rinvio. Con le mani su Gasparini che spinge i suoi in avanti, ancora Baggio, bravo, però arriva il numero 14 di casa Fogliano a manovrare con De Zotti, il tiro non stringe tra i pali e quindi nulla di fatto, e allora dovrebbe esserci la prima contromossa della Godigese. La prima contromossa della Godigese al primo cambio della formazione di casa, quindi che ha sostituito De Luca e ha inserito Fogliano. Vediamo come risponde la compagine di Castello di Godego. Punizione, adesso c'è il cambio, eccolo. Allora arriva il cambio per la compagine ospite. Vediamo la lavagnetta. 18 in entrata, diteci chi esce il 2. Allora Parise, sostituzione per la Godigese, esce il numero 2 Parise ed entra il numero 18 Bonaldi. allora Bonaldi in entrata, in uscita Parise al 20° di gioco, 25 minuti, scusatemi, al termine della gara. E allora sempre con la Godigese che passa la metà campo, Baggio che va a servizio, c'è il fallo ancora, devono stare attenti. Gasparini ammonito e c'è punizione dalla stessa posizione di prima, attenzione. E allora è ancora Stevanin, attenzione, perché ha dimostrato in precedenza di avere il piede giusto, e quindi adesso zona Stevanin. Se prima era la Zolla De Zotti, adesso Zolla Stevanin, però ne faremo anche a meno, insomma. Quattro uomini in barriera, ne avrei messo uno in più, però insomma vabbè, 4 uomini, attenzione, si è messo un pochino più al centro Spadetto, meno male, stavolta la palla non cala e quindi sorvola la traversa. Spadetto aveva fatto qualcosina di meglio in questa posizione, si era messo più in centro, mentre nella prima punizione dove ha segnato Stevanin era troppo spostato sulla destra, in effetti lo ha infioppato, come si suol dire. Forse c'era un altro termine, però insomma va bene questo. Palla che viene giocata ancora vicino alla panchina della formazione di casa, con il DS Casagrande impegnato a raccogliere palloni a destra e a sinistra. Forse lo farà anche per scaricare la tensione della partita, della gara, con la Godigese che manovra in linea. Baggio la viene a prendere oltre la metà campo, Baggio che va sul numero 10 Favero, 1-2 su Favero, bravo a bloccare tutto, non cade, poi l'uscita non è buona perché se ne occupa Sagrillo, uno dei migliori dei suoi in questa tornata, in questa giocata. Bravo anche Donà che con un colpo di tacco mette fuori gioco la formazione, il giocatore De Zotti. Bello questo taglio, pericoloso tra l'altro perché aveva toccato terra prima che arrivasse Spadetto ad accovacciarsi e a far sua la sfera. Buono, sta contando, attenzione agli 8 secondi, bene. Rinvio lungo oltre la metà campo, guardate la lotta tra Telesi e Baggio, qui c'è la gamba tesa del numero 11 Bertizzollo, si è incattivita un po' in alcuni scontri, tra alcuni giocatori, si è incattivita un po'. Punizione, è stato anche bravo a non dare il giallo in questo caso, forse perché ha giudicato come uno dei primi falli che aveva commesso,
forse lo ha anche spiegato a Malerba che chiedeva forse l'ammonizione. Segat sventaglia, ma sventaglia in malo modo, e allora può ripartire la formazione ospite. Ancora dalla fascia sinistra del campo, blocca tutto l'Eclisse con Segat, ancora pallone alto, arriva di testa molto bene in difesa, in azione difensiva la Godigese, che non sta facendo male questa partita, la sta giocando. Qui c'è l'errore del portiere, o meglio il rinvio di Fantoni che lascia un po' a desiderare. Classe 2001, Fantoni ormai non lo si può considerare più nemmeno tanto giovane, 2001. Palla per De Zotti che la tiene, esce ma la perde in uscita, Donà pure la perde perché c'è De Luca pronto lì, e allora in avanti Gasparini, il 1-2 con Fogliano non riesce perché Gasparini non la fa sua, la palla finisce sul fondo. Attenzione alla ripartenza della Godigese che si è già mossa, Godigese con un lancio lungo in avanti, colpo, attenzione, bravo Dall'Agnol che aveva visto l'uscita di Spadetto, però per non metterlo in difficoltà ha preferito mettere in fallo laterale il pallone, quindi sono 25 minuti di gioco, sempre con il risultato di 2-1 per la compagine di casa. In eccellenza c'è il pareggio del Caerano a Vittorio Veneto al Barison 1-1. Una fucilata di Donà. Una fucilata di Donà al 25esimo minuto. Donà tira da una trentina di metri, sicuramente buona la parata perché centrale di Spadetto. È stata una partita dove ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. La Godigese nonostante tutto ha provato a giocarla, ci sta riuscendo, viene in avanti, attenzione, palla che rimane ancora tra i piedi dei giocatori della Godigese che vedono Donà che ha appena tirato da 30 metri, allarga le braccia a Lorenzatti perché voleva qualcosa di più da questa azione, perché ormai erano lì, potevano quasi entrare in campo. Palla che viene rimessa dentro, c'è un uomo a terra e Cotali mi pare a terra, l'arbitro non vede, l'arbitro stava facendo riprendere a giocare, allora Spadetto mette in fallo laterale, e permette l'arrivo del massaggiatore. Vediamo. Si alza senza problemi. Un cambio per parte. Nuovo duello tra Telesi e Baggio, vinto da Baggio questa volta. Fuori gioco di rientro di Fantinato. Allora c'è un cambio tra poco. Lascia andare la palla. Mamma mia. Un po' in ritardo Fantoni, poi è arrivato. Ci sarà un cambio nelle fila della formazione di casa. Dovrebbe entrare Ravagnan. E vediamo chi tirerà fuori dal mucchio. Buona questa palla che per poco non passa e non serve Fogliano, che era un po' tutto solo sulla fascia sinistra del campo, se ne stava andando, peccato. Baggio ancora che ha lasciato il suo posto, palla che con un rimbalzo stava arrivando ed è arrivata dalle parti di Spadetto che si accartoccia e va in presa a terra. Conta 8 secondi l'arbitro, è pronto al rinvio. Ancora Baggio, anticipato, questa volta in qualche maniera
C'è Baggio che sta allargando le braccia ogni volta che va al contrasto con Telesi, perché vorrebbe il fallo ogni volta. È un bel duello questo, sicuramente, tra l'esperienza di Baggio, che come dicevo prima è un 87, e Telesi, che è invece un 2000. Insomma, un bel duello. Dalla parte opposta della tribuna, ancora la Godigese, in avanti c'è la manovra di Donà, uno dei più attivi che prova a manovrare ancora. Baggio che lascia la sua posizione in difesa, viene in avanti Baggio ancora per il numero 18 Bonaldi. Baggio con questa palla che viene portata fuori direttamente da uno dei suoi, però il guardialine dice che è calcio dalla bandierina, e allora sono 4 i calci dalla bandierina per quanto riguarda la formazione ospite, con Favero che va alla battuta. Favero alla battuta, mette dentro questa palla, il colpo di testa bene di Cotali, mi pare, che mette fuori. E allora Telesi tutto solo sulla fascia destra del campo, cerca di conquistare palla, si ferma il gioco perché c'è il cambio e allora può respirare la formazione di casa. Manda in campo Ravagnan, vediamo al posto di chi? Malerba. L'11 ed è Tonon. Allora Tonon lascia il campo. Allora Tonon che lascia il campo al 30° minuto di gioco, e allora abbiamo con il 30° minuto di gioco il cambio con il numero 18, appunto Ravagnan, che entra al posto di Tonon. È un Tonon che ha fatto la sua partita onesta lì sulla fascia sinistra del campo, ha cercato di aiutare De Zotti e Telesi con qualche sgroppata, con qualche affondo sulla sua fascia di competenza. A volte ci è riuscito, a volte no. Comunque sono 31 minuti di gioco, con il secondo tempo che va verso la fine. Attenzione, palla che viene toccata molto bene dal giocatore dell'Eclisse, che la fa sbattere sulle gambe del neoentrato Bonaldi, palla che viene rimessa in gioco con le mani da Gasparini. Telesi la gira bene, c'è De Zotti che viene anticipato però dall'intervento del numero 5 Pellizzer. Prova a manovrare ancora. Pellizzer in mezzo all'area. C'è un altro cambio tra poco della formazione ospite, con Lorenzatti che è pronto a mandare in campo, mi pare, Diomandé, che è un 97, vecchia conoscenza anche lui dei nostri campi di eccellenza. Prova a ripartire l'Eclisse, non c'è fallo su Telesi, e allora in avanti, bravissimo nell'interdizione Bressan, che è salito nel secondo tempo, ha subito anche il fallo, fa fermare il gioco e c'è il cambio che viene segnalato adesso per quanto riguarda, esce dalla parte opposta il numero 3 Stevanin, mi pare, quindi esce Stevanin e butta nella mischia il numero 16. 33° minuto di gioco. Ed entra con il numero 16 Diomandé. E allora Diomandé a dare aiuto alla
retroguardia, o meglio alla fase avanzante della Godigese, perché ormai bisogna gettarsi in avanti. 33 minuti, quindi ne mancano 12 ai 45, al 90esimo. Vedremo poi quanto recupero ci saranno. Ci sono stati 4 cambi soltanto, quindi un paio di minuti per il momento dovrebbe concederli il signor Filippo Tezza della sezione di Verona, coadiuvato quest'oggi qui a Pieve di Soligo da Rosiglioni di San Donà di Piave e Dammel della sezione di Conegliano. In avanti ancora la formazione di casa in maglia rossa quest'oggi. Attenzione su questa palla, va a colpire di testa in tuffo il numero 9 Telesi, che ha cercato veramente il golasso, in questo caso non c'è riuscito, però buona l'intenzione di Telesi, che si è gettato in tuffo a colpire di testa, palla che non ha trovato risoluzione tra i pali, però insomma buona azione da parte della compagine di casa, che ha costretto ancora una volta alla sofferenza il portiere Fantoni, Thomas Fantoni, portiere della Godigese. Viene in avanti ancora la Godigese con il numero 8 Sagrillo che vuole l'inserimento di Baggio che chiede aiuto a Bertizzolo che vorrebbe ritornargli il pallone, non riuscito, e allora prova a scappare l'Eclisse, ma non ci riesce perché il pallone termina proprio in panchina, nella panchina dell'Eclisse. Pellizzer va a recuperarla e far viaggiare Donà, uno dei migliori dei suoi, con Sagrillo, anche lui uno dei migliori. Poi Baggio indietro, poi il taglio su Donà, che a memoria va sul numero 10 Favero, però non lo trova. C'è un altro cambio, c'è un doppio cambio forse per quanto riguarda la Godigese, che getta nella mischia il numero 17 che è Gibril, 14. Allora Bertizzolo, allora dentro al 35esimo, quindi vediamo se me li ripeti. Allora Bertizzolo che dà il posto al numero 14 Gava, e poi abbiamo Fantinato al posto. Fantinato lascia il posto a Gibril, che è il numero 17. Bene, quindi sono 4 cambi per la Godigese, 2 cambi per l'Eclisse. Il tiro ancora di Sagrillo al 36esimo, Sagrillo che va al tiro da lontano, ed è bravo Spadetto a mettere in angolo, quindi Spadetto ancora una volta che si fa vedere tra i pali molto bene. Palla che viene messa in avanti sul calcio d'angolo, era il quinto calcio d'angolo per la Godigese. Sono 37 i minuti di gioco ancora. Palla conquistata e fallo conquistato da Telesi, che si è mosso molto bene lì davanti. Ha avuto un primo tempo così tranquillo, calmo, poi nel secondo tempo ha inciso maggiormente, anche con un duello piuttosto interessante con Riccardo Baggio. Ecco Baggio che va a chiudere, poi si ferma, controlla il pallone, ritorna sui suoi passi, deve ritornare indietro, c'è Gasparini a dargli aiuto ancora per Cotali per Gasparini, che ha sbagliato ad andare da quella parte, doveva andare verso il centro. Baggio ha capito l'intenzione, l'ha bloccato. Attenzione a Spadetto il rinvio lungo oltre la metà campo, lo prende Cotali bene, che non serve Telesi perché era in fuorigioco, e allora con questo 1-2 tra Gasparini e Cotali, il tentativo di risoluzione lo trova il numero 4 Salamon, ed è un bel gol ancora di Salamon, che sfrutta alla meglio una bella triangolazione, veramente giocata bene questa triangolazione, questa azione da parte della formazione di casa, che probabilmente ha chiuso definitivamente
il match, perché insomma ci sono questo doppio vantaggio 3-1, insomma, che dovrebbe dare tranquillità. Vedo un po' di volti disperati in mezzo al campo per quanto riguarda la compagine della Godigese, che ci aveva creduto, inutile dirlo, inutile nasconderlo, ci aveva creduto, perché dopo aver subito il gol alla fine del primo tempo è rientrata in campo al quarto minuto, ha trovato il pareggio, l'1-1, poi Bressan gli ha stoppato la gioia al 10° minuto, trovando il gol molto interessante, e poi adesso è arrivato il 3-1 che per il momento regala forse 3 punti importantissimi, ma ancora aspettiamo. Regala 3 punti importantissimi alla formazione di casa, che andrebbe a posizionarsi a 42 punti raggiungendo l'Arcella. Non sappiamo, non ci ricordiamo più cosa stia facendo l'Arcella, sta vincendo, quindi si allontana, però insomma dovremmo essere lì, ma eravamo tranquilli prima e rimaniamo tranquilli anche adesso. Chi invece non potrà stare tranquillo fino all'ultimo è sicuramente la Godigese, che rimane a 32 punti. E c'è un po' di confusione sotto, come si sapeva e sapevano anche loro, insomma, perché ci hanno provato fino all'ultimo e devono essere orgogliosi, insomma, di quello che hanno fatto quest'oggi. Attenzione a questa palla che danza pericolosamente, e ancora stavano per riprenderla i giocatori della Godigese. Pallone gettato via, Donà. 40°. Quindi io tra 2 o 3 minuti mi muovo e scenderò a bordo campo per effettuare poi le interviste ai due tecnici, e quindi Malerba potrà festeggiare sicuramente la nascita del figlio anche con questa vittoria, che sicuramente dedicherà al figlio, la moglie, insomma. Magari gli aveva già dedicato qualcosa, però insomma. Altro cambio, e vediamo chi esce e chi entra. Esce il 9 ed entra il 16. Per noi esce con il numero 9 Telesi. Bella partita questa di Telesi oggi. E entra con il numero 16 Mattia Salamon. Allora 9 e 16, quindi fuori Telesi al 41° minuto di gioco, dentro l'altro Salamon che è il numero 16. I due fratelli Salamon finiscono in campo entrambi in questa gara, come succede un po' o quasi sempre, insomma, più o meno quest'anno. 41:31 da giocare, 4 minuti al 45°, ovvero al 90°, poi se ci sarà qualcosa da recuperare lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. Viene in avanti sulla fascia destra del campo la formazione in maglia rossa di casa, subisce il fallo e allora si riprenderà a giocare con una punizione. Un po' di scoramento tra le fila della Godigese, perché finché si era sull'1-1, sul 2-1, anche in svantaggio, c'era la possibilità, insomma, di rimediare al più presto. Poi invece il 3-1 sembra aver affossato definitivamente le cose. Gasparini che trova l'arbitro davanti, perché l'intenzione forse di Gasparini era quella di andare al tiro, si è trovato però sulla sua traiettoria l'arbitro e ha dovuto spostare il pallone, spostare se stesso, e quindi ha perso un po' di tempo. Palla che viene già manovrata, c'è un altro cambio tra le fila di casa, probabilmente per dare minutaggio a tutti, ma anche per perdere un pochino di secondi, un pochino di tempo utile, insomma, per far rifiatare, per far riposare. Mognon questo, con il numero 13, Mognon, che è andato a segnare un gol importante, no? In trasferta contro il Sandonà, mi pare, no? Sì, contro il Sandonà, quindi ha già battezzato, insomma, eccolo qui. Sta per entrare il numero 13 Mattia Mognon, classe 2008, esce il numero 4, 43° del secondo tempo. Ed è Mognon ad entrare in campo, e allora quando scocca il 43°, quasi 44°,
sta per segnalare con la lavagnetta anche i minuti di recupero che poi scopriremo. Io intanto mi accompagno e vado nel terreno di gioco per le interviste di fine partita. Cinque minuti di recupero. Gol della Godigese segnato con il numero 8 Sagrillo. E Sagrillo va a timbrare la sua giornata, è stata una bella partita di quella di Sagrillo, e va a mettere in gol per la Godigese che accorcia 3-2, quindi per quanto riguarda la compagine di casa. Come avete sentito ci saranno da giocare 5 minuti di recupero, adesso si arrabbiano un po' i giocatori della Godigese per questo stop per il pallone che è stato giocato senza aspettare il fischio dell'arbitro, e allora si dovrà ripetere la ripartenza della compagine di casa che ha subito il gol del 3-2. Gol che accorcia ulteriormente, Baggio di testa, poi ancora il fallo, poi c'è adesso chiaramente la Godigese ci tenta e ci vuol provare a portarsi nuovamente in parità. Palla che sfila lunga davanti alla panchina di Malerba che lascia andare il pallone, poi Donà dalle parti del centrocampo con Baggio pescato ancora in linea con Pellicer che prova a spingere ancora i suoi in avanti, ha anticipato Gibril, allora può ripartire la formazione di casa, lascia andare perché non c'è fallo, dice l'arbitro, e allora ancora con Pellicer, attenzione Pellicer, Gibril con il Bertizzolo che viene in avanti, ancora Baggio che la lascia per Sagrillo con questa palla messa dentro, attenzione colpo di testa per provarci ancora con la palla che arriva sul tentativo di colpire ancora a botta sicura, palla che termina fuori. È un finale tutto di marca godigese. Probabilmente l'Eclisse dopo il 3-1 non si aspettava questa risoluzione o questo tentativo appunto di riportarsi sotto da parte della Godigese. È un buon momento per la formazione di mister Lorenzatti che qui vicino a noi con palla di Cotali scaramentata in avanti, Donà che la fa sua e la appoggia al portiere Fantoni. Pronto il lunghissimo rinvio di Fantoni che va a favorire ancora la formazione della Godigese, palla lunga dalla parte opposta, però è un ottimo taglio, questo deve fare attenzione la compagine di casa perché sta rischiando parecchio, sta dando parecchio spazio e parecchia vitalità alla Godigese che intende non mollare con questa rimessa lunga che esce male dalle mani di Baggio, però insomma ottiene il risultato che sperava e che voleva.
comunque ancora palla per la Godigese, che è padrona del gioco e padrona del buon momento. Adesso deve rallentare il gioco la formazione di casa con il rinvio lungo di Spadetto. Ancora la posizione tenuta con fallo di mano di De Zotti, visto dall'arbitro, con Baggio che chiede a Fantoni di scaraventare in avanti il pallone. Fantoni che è pronto a mettere palla lunga avanti, palla lunghissima dalla parte opposta per il suo collega Spadetto, che la fa sua e adesso deve tenerla lì un attimo, almeno per gli 8 secondi disponibili. Spadetto, lancio lungo ancora per il numero 18 di casa che cerca di andarsene sulla fascia. L'arbitro dice che non c'è fallo, lascia andare tutto, si sta giocando naturalmente con Dall'Agnol che spedisce via il pallone, ma subito rimessa in campo per Baggio che la scodella dentro. Non c'è il colpo di testa di Gibril e di un attaccante della Godigese, nulla di fatto, con ancora Spadetto che ha palla tra le mani, pronto al rinvio lungo oltre la metà campo. Una palla che arriva anche il triplice fischio dell'arbitro che conclude la partita. Una buona Godigese comunque, soprattutto in questi minuti finali che abbiamo visto come ci ha cercato, ci ha provato fino all'ultimo per quanto riguarda il... Vediamo se il mister... Vediamo, c'è un po' di... Vediamo se riusciamo ad avere qualcuno. E allora c'era Donà che scaraventa palla lontanissima. Vediamo se riusciamo ad avere in questo finale di partita, vediamo se riusciamo ad avere qualcuno ai nostri microfoni. Vediamo, mister, se c'è qualcuno vediamo se riusciamo ad avere il mister, perché altrimenti dobbiamo chiudere qui. Chiediamo se c'è qualcuno del... Vediamo se riusciamo ad avere qualcuno. Mister, l'abbiamo trovato. Allora, ben trovato. Ti avevo perso. Allora, diciamo che, se posso dire, non è del tutto meritata questa vittoria dell'Eclisse, perché in questi minuti finali, in questa parte finale, l'avete fatta soffrire. Cosa è mancato? Perché questo primo tempo loro hanno trovato il gol al 45esimo, poi siete rientrati come un'altra squadra e avete rimediato al tutto. Sì, sono pienamente d'accordo. Poi dire che loro non hanno meritato la vittoria secondo me è anche un po' esagerato. Loro secondo me sono un'ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore. A mio avviso sapevamo che sarebbe stata molto dura oggi, lo sapevamo. Ovvio che noi sicuramente la nostra testa è pesantissima, di conseguenza le gambe sono pesantissime. Probabilmente quello che ci ha fatto scattare quel qualcosa in più nel secondo tempo è stato proprio essere andati in svantaggio appena prima della fine. Sì. Lì poi quando probabilmente si sono resi conto i ragazzi, ci siamo resi conto che non c'era più niente da perdere, allora ci siamo un po' sciolti, siamo andati più alti, abbiamo aggredito di più, abbiamo alzato il ritmo. Poi ovvio che quando trovi il pari e subito dopo ti prendi il 2-1 così, è un'altra mazzata enorme, però sono errori che paghi caro, che stiamo pagando caro, e per queste cose stiamo facendo un campionato complicato. Sì.
Però dicevo appunto non hanno meritato così perché sul 3-1 partita finita e invece li avete chiusi là, è stato un momentaccio. Sì, loro probabilmente, ma perché anche loro pensavano forse di sul averla 3-1 finita, si sì. sono abbassati molto, noi abbiamo preso più campo, li abbiamo presi più alti, abbiamo messo uno in più davanti. Peccato, Sì. e bisogna soffrire, però se non sei pronto a soffrire, non è che a calcio bisogna giocare. Fino all'ultima adesso, fino all'ultima. Le vittorie bisogna andarsele a prendere con coraggio, con convinzione, altrimenti non arriveranno mai. Te l'aspettavi un'annata così a Godego? No. Nemmeno noi. No, ma è ovvio, nessuno se l'aspettava, Sì. però quando ti trovi in queste situazioni, ok, nessuno se l'aspettava, cosa facciamo? Facciamo meno di giocare? Ah no, hai ragione, Avanti. perfettamente in linea, quindi in bocca al lupo Crepi. e vediamo cosa succede. Crepi, Grazie a te. Bene, ringraziamo il mister e allora vediamo che c'è Malerba con il re delle zolle del D'Agostin. Ormai lo conosco il ragazzo lì, quando mette la palla in quelle posizioni là, secondo me, insomma, boh. Però poi anche Stevanin, non male come piede, vi ha pareggiato subito i conti. Vantaggio al 45esimo, poi loro sono rientrati, sembravano un'altra squadra, 4 minuti così e hanno trovato il pari. Sì, noi abbiamo fatto un buon primo tempo. Poi il secondo tempo siamo entrati non con la testa giusta, cose che sono successe spesse volte quest'anno. In questa categoria purtroppo poi le paghi, poi hanno giocatori che a volte, tipo Steva che l'ho allenato, ha un gran piede, è mancino, e quindi sì, lo conoscevamo, sapevamo che poteva essere pericoloso sulle palle da fermo. Purtroppo ha avuto questa possibilità qua e ci ha fatto male. Te l'aspettavi un finale così? Perché sul 3-1 io ho detto vabbè, partita conclusa ragazzi, è finita là. Invece loro ci hanno creduto fino all'ultimo proprio. Sì, ma loro ovviamente avevano punti in palio pesantissimi per il loro futuro, per il loro percorso, e noi abbiamo fatto la nostra partita come è giusto fare. Abbiamo fatto, a mio avviso, un buonissimo primo tempo, secondo tempo un pochettino più, subentrata anche un po' la stanchezza e quant'altro che ci sta dopo un campionato lungo, però dai, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo finora. Ho visto bene, dicevo, stiamo giocando senza le punte, senza Ianco e senza Canato, le punte ufficiali diciamo così, però oggi mi ha impressionato anche bene Telesi, gran duello tra l'altro con Baggio, anche di forza. Sì. No, Matteo è un giocatore importante, per noi è un giocatore che può fare più ruoli, può fare l'esterno, può fare il sottopunta, può fare la punta, quindi lui si è sempre messo a disposizione dall'inizio dell'anno, ha fatto un buon campionato secondo me, e quindi è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che in spogliatoio ci fa bene, e sono contento per lui perché non è riuscito a fare gol ma ha fatto un'ottima prestazione. Sì, sicuramente. Abbiamo concluso qui dal D'Agostin. Sì dai, purtroppo per quest'anno abbiamo finito, però dai, adesso onoriamo il campionato domenica a Borgo Rico, cerchiamo di andare a fare una buona partita e poi ci rivediamo l'anno prossimo. Ci rivediamo l'anno prossimo con un nuovo tesserato, mi hanno detto, no? Che si chiama Malerba, giovane, già tesserato immagino. Sì, no, non c'è ancora l'ufficialità, ma penso che siamo a buon punto. Sì, perché per chi non lo sapesse, l'ho detto anche in diretta, insomma, è diventato papà e quindi il prossimo giocatore sarà qua, insomma, va bene? Gli auguriamo, il Malerba Junior, gli auguriamo di fare la stessa carriera del papà. Un po' meglio, però, un po' meglio. No, bene. no. Vi ringrazio. E Grazie a te, Grazie a te Massimo. Bene, allora chiudiamo con Massimo Malerba, tecnico appunto della formazione di casa. Si chiude, se ne sono andati tutti, c'è solo il nostro cameraman imperterrito lassù e allora noi andiamo a chiudere. 3-2 il risultato finale qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.